Cioè, li prepariamo 2 pandorini per queste feste, che dite? Vediamo un po'. Cioè, sono ancora caldi, sono caldissimi, morbidissimi e buonissimi. Li prepariamo insieme. Che dite? Cioè, ma sono morbidissimi. Andiamo? Andiamo. Per questi pandorini ho messo farina, uova, formaggio grattugiato, aggiungo il sale, il latte a temperatura ambiente, anche le uova. Dimmi a nonna. Aggiungo l'olio di oliva, lievito per torte salate, mezza bustina. Chi piace anche un po' di pepe. A questo punto dovevate vedere i cubetti di prosciutto cotto e la scamozza affumicata tagliata a pezzetti e aggiunta all'impasto e mescolato. Non lo so cosa è successo, ma quella parte là non è venuta. Quindi aggiungete prosciutto cotto e scamozza affumicata, mescolate e continuiamo. Io ci ho messo lo staccante per fare prima, poi potete imburrare come preferite. Prendiamo e riempiamo. Così. Eccoli qua, li riempite non fino sopra. Così. Li mettiamo in una teglia, accendiamo il forno 180 gradi statico ed inforniamo. Eccoli pronti, 20-25 minuti. Dipende sempre dal vostro forno, Una volta che li abbiamo fatti raffreddare, li togliamo dallo stampo e questa parte qua ce la tagliamo un po'. Questo qua. Poi voi fate la prova assaggio, perché poi la prova assaggio ci deve essere. Cioè non è che tu poi a pranzo di Natale porti i pandorini che non sono buoni. Allora tu, questo qua, assaggio. Provateli.